mi rispidi. Diana che non mi pare tanto buona manguita. L'unica che si sa è Gabriele. Mi piace sta cosa. Poi, quando è premurosa, il suo cognato, manco una mogliere, va. Io un pensierino ce lo farei. Maresciallo per opera di carità, mi ha già raccontato uno di tutto, Io ho bisogno di parlare con qualcuno, ci siamo capiti, perché se resto solo io mi sento male, ma finisci che faccio qualche pizzeria! Previtera, non mi deve lasciare solo, non me la lascio solo, io sto male! Facciamo così, maresciallo, facciamo così, ne riparliamo dopo cena. Ci prendiamo un bel caffè e lei con calma mi racconta di nuovo dall'inizio tutto quello che mi vuole raccontare. No, il caffè mi fa male, il caffè mi eccita, no, io... Mi deve credere, maresciallo, io in Romania stavo benissimo. No! Ma perché lei non mi crede mai? No! Va bene, stavo malissimo. No, come me? Non perché io non mi merita. Figliuli, adesso basta, il troppo è troppo. Che dov'è curioso? Così non si può continuare. Tante parole. La mia vita è un inferno. Se ne approfittano perché sono innamorati. A chi ci cappa a fare? Ma come ci montava qui a Fiuggi? Mi sento una merda, mi sento. Dove era arrivato? A Fiuggi. Dove era arrivato? La merda. Lì è iniziata la mia vita. A Fiuggi. Ma dici che l'acqua Fiuggi fa bene. Bella e cinica, che donna. Pensavo di aver trovato la felicità e invece mi sono ridotta una merda. E poi mi arriva quella dannata telefonata da Fiuggi. Dove ero arrivato? Stavolta al contrario. Ma lei qui? Io sono il suocero di Enrico. E lei? Non ci ho parlato. E visto che ora avete fatto conoscenza, vi lascio in reciproca compagnia. Continuate pure. Enrico, che ha fatto un altro giorno?